Gli uomini potevano chiudere gli occhi davanti alla grandezza, davanti all'orrore, e turarsi le orecchie davanti a melodie o a parole seducenti, ma non potevano sottrarsi ai profumi, poiché il profumo è fratello del respiro. Con esso penetrava gli uomini, a esso non potevano resistere se volevano vivere. Colui che dominava gli odori dominava il cuore degli uomini. Così Patrick Süskind descrive il potere del profumo. Ma può esistere il profumo perfetto? E qual è? Il profumo ti penetra nell'anima, ti respira il respiro, ti richiama come fosse adesso una persona, un ricordo, un'immagine, una traccia, un'orma, un segno, un passaggio per il passato. La memoria rinchiusa in una boccetta di gocce lucide e chiare, bianche, trasparenti, colorate, ma gocce come pioggia, come brina, come rugiada. Le gocce di profumo sono le tracce del passaggio di qualcosa, di qualcuno, e non sempre quelle gocce evocano bei ricordi. Sanno essere spietate, sanno urlarti addosso bugie, sanno parlarti quando non vuoi sentire. E ci sei dentro quelle gocce, fino a ingoiarti laggiù in un ricordo, perché rivelano e parlano di un passaggio che dura un attimo, che è la vita.